Dottor Antonino Savarino, presente a questa tavola rotonda un convegno sulla Breast Unit dal tema controversie e nuovi scenari nel carcinoma della mammella. Perché appunto è necessaria una Breast Unit? La Breast Unit è necessaria perché il tumore della mammella è una patologia molto eterogenea, è una patologia molto frequente, perché all'interno di questa patologia esistono donne di diversa età, sempre più giovani, che si ammalano di cancro della mammella e che devono ricevere una risposta in termini di diagnosi e di terapia la migliore possibile. La storia naturale del tumore della mammella è stata veramente stravolta in senso buono dallo sviluppo di tecnologie diagnostiche che oggi ci consentono di diagnosticare sempre più precocemente il tumore della mammella stesso e quindi dallo sviluppo di terapie chirurgiche sempre meno aggressive, sempre più conservative, che ci consentono di mantenere un aspetto estetico sempre gradevole da parte delle donne, dicevo sempre più giovani, e anche dalle innovazioni nell'ambito delle terapie oncologiche che consentono di personalizzare i trattamenti e di raggiungere sopravvivenze anche nelle fasi avanzate prima impensabili. Ma è chiaro che per andare incontro a tutte queste innovazioni diagnostiche, terapeutiche, chirurgiche, terapeutiche mediche, bisogna avere un'esperienza enorme sul campo e allora è necessario avere una serie di specialisti di diverse branche, mi riferisco al chirurgo dedicato, all'oncologo dedicato, al radiologo dedicato, al radioterapista, al medico nucleare, allo psicologo, che sono accomunati dal saper gestire in maniera particolare i tumori alla mammella. Quindi la Breast Unit non è altro che un'equipe di persone pluridisciplinare che lavorano insieme, che vedono insieme la singola paziente e che insieme stabiliscono quello che è il percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale migliore. Il carcinoma della mammella è un tumore molto frequente. In Italia ci sono 52.000 donne che si ammalano di cancro e un migliaio almeno nella provincia. Quindi istituire una Breast Unit significa istituire un gruppo multidisciplinare che può dare risposte non solo dal punto di vista terapeutico ma anche di tipo organizzativo. La donna che ha scoperto un carcinoma alla mammella potrà nella provincia, quindi vicino a casa, poter fare tutto quello che è necessario per le cure e avere un'assistenza di tipo completo, multidisciplinare cosiddetta. La problematica tumore della mammella coinvolge qualcosa come 50.000 donne all'anno. È un problema di rilevanza medica e sociale, per cui in questa multidisciplinarietà di professionisti che va dallo psicologo all'anestesista, al radiologo, al chirurgo plastico, all'oncologo, al radioterapista, alla medicina nucleare, molto importante per il linfonodo sentinella. E allora l'unirsi di queste unità, di queste persone, queste unità professionali, porta a un miglioramento. In Sicilia e principalmente nella nostra ASP di Agrigento finalmente stiamo cominciando a vivere quello che si vive un po' dappertutto, cioè lo screening è del cancro della mammella e del cancro del colon retto, per cui portare queste persone al tavolo operatorio con una diagnosi di minima, nel senso che avremo una diagnosi di un cancro in fase assolutamente precoce, aggredibile da un punto di vista oncologico, senza fare quelle demolizioni e amputazioni, perché togliere tutta una mammella è veramente un atto che a volte è necessario farlo, ma credetemi dal profondo del cuore che è un intervento che quando uno finisce vede quel petto, quel torace monco di una mammella e uno ci resta veramente male, però necessariamente qualche rara volta si deve fare.
Devo ringraziare Nino Savarino che ci sta mettendo la vita nel fare questo tipo di promozione, perché è un'impresa immane che solo lui con la sua caparbietà e con la sua testardaggine riesce a portare avanti. Questo a farvi capire che la Breast Unit è un certificato di eccellenza, significa che la donna che entra in queste strutture ha quasi una garanzia che i trattamenti che verranno effettuati sono trattamenti in linea con gli standard nazionali, niente di più. Solo che per costruire questi dati abbiamo bisogno di tante figure professionali che devono collaborare tutte, lavorare tutte assieme in modo tale da fornire ognuno per il suo un diverso, diciamo, apporto ai diversi problemi che ci sono. Quindi va da chi fa la diagnosi, quindi dal radiologo, dal clinico, dall'ecografista, poi a chi interviene per la terapia chirurgica, all'oncologo medico, al nursing, cioè agli infermieri professionali, a tutta una serie di soggetti che collaborando assieme creano questa unità funzionale.